Nella giornata in cui scompare una figura straordinaria come quella di Gigi Riva, al comunale di Via dei Cedri si svolge la gara di recupero della prima giornata di ritorno del campionato Eccellenza Veneto Girone A. Scendono in campo il Montorio e l'Unione La Rocca Altavilla. Il Montorio scende in campo con Rabarri in porta, Campobello, Giacomo, Zocca e Nizzetto in difesa, Cailotto, Cecco e Antolini a centrocampo, Zanetti, Vesentini e Fiumicetti in attacco. Allenatore mister Michele Cherubin. Dirige l'incontro il signor Giuseppe Merlino, coadiuvato dai signori Nushvar e Tosello. Una gara molto attesa tra due compagini che godono di buona salute. Nessuna rete, ma il gioco c'è stato, così come le occasioni da gol. La prima è del Montorio al terzo minuto. Antolini per Fiumicetti che controlla e tira. Palla alta sulla traversa. Zanetti lancia per Vesentini. Cross in aria e Antolini tira al volo, ma la sfera sorvola la traversa. Per gli ospiti è Capitan Mattioli dalla distanza ad impegnare Rabar. Ancora La Rocca su azione di calcio d'angolo ci prova con Peotta. Rabar è attento e blocca. Poi Mattioli prova la conclusione al volo dal limite dell'area. Ma le occasioni più pericolose sono del Montorio a fine primo tempo. Cecco da calcio di punizione allarga per Fiumicetti. Cross in aria e Zanetti di testa impegna Berto, che con un colpo di reni mette in angolo. Ancora Cecco propone, stavolta per Zanetti. Il suo tiro cross è deviato di testa da Andriani, Berto respinge. Cailotto si fionda sulla sfera ma il suo tapin sfiora il palo. Ultima occasione del primo tempo. Cecco calcia l'ennesima punizione. Irrompe di testa Cailotto e Berto salva ancora la sua porta. Il secondo tempo riprende con un corner di Cecco. Vesentini mezza rovesciata non centra lo specchio della porta. Dal lato opposto Fiumicetti a battere il corner, su cui si avventa Zocca che sfiora la traversa. L'azione più pericolosa della Rocca al 36esimo, quando in contropiede Zanini costringe Rabar a deviare in tuffo la conclusione. Ora ascoltiamo la voce dei protagonisti. La gara, vista dalla tribuna, l'ha vista particolarmente in movimento. Immagino che sia più sudato dei suoi ragazzi per spronarli a vincere questa partita. Ma cercavo di tenerli vivi, però sinceramente non serviva neanche più di tanto perché dal primo minuto sono stati bravi, concentrati, sono sempre stati dentro la partita sotto tutti i profili, sotto tutti gli aspetti, perciò è difficile anche star fermi, partita intensa, partita che ti coinvolgeva. È quella che si aspettava come tipo di gara visto il risultato a reti bianche? Sì, no, io sapevo che qua è un campo difficile, è un campo che non ti permette di fare tanto gioco, il terreno di gioco anche non lo permetteva, sapevamo che era una battaglia, ci siamo preparati a questo, però devo dire a questi ragazzi veramente bravi perché l'hanno interpretata nella maniera giusta. Il tipo di gioco, diciamo che in una parte della gara abbiamo visto il lancio lungo era studiato per cercare di scavalcare il centrocampo e mettere in difficoltà la difesa avversaria con i suoi uomini molto veloci. Ma era quasi una scelta obbligata in quanto che era difficile poter fraseggiare in mezzo al campo e si era quasi obbligati a farlo. È una condizione che noi non è che la cerchiamo spesso, però questa sera si è stati quasi obbligati nel fare questo tipo di soluzione. La classifica come la vede? Ma come dicevo al nostro buon Franco, che la classifica in questo momento non va guardata, va solo lavorata prestazione per prestazione. Sappiamo che ci sono dei scontri difficili, su campi difficili, abbiamo visto domenica da Bignasio, abbiamo visto qua oggi. Classifica si guarderà più avanti, adesso bisogna solo lavorare, interpretare bene le partite, sono le uniche cose che in questo momento qua sono da fare. Complimenti allora per il suo lavoro e in bocca al lupo per il proseguimento della sua squadra. Grazie anche a voi, grazie. Mister, una gara bella tirata, un primo tempo decisamente più vivace, un secondo tempo più teso.
Lei come ha visto la partita dalla panchina? Ma ho visto due belle squadre che si sono affrontate, e hanno lottato, secondo me qualcosina, secondo me i punti, soprattutto il primo tempo qualcosa in più abbiamo fatto noi, siamo andati vicini al gol. Due squadre che secondo me sì, se la sono giocata, molta qualità contro, si capisce che è una squadra eh, che ha giocatori importanti, che hanno qualità, stanno bene in campo, lo occupano bene, nei cambi mettono dentro altre forze buone e noi secondo me la nostra partita onesta l'abbiamo fatta non solo di battaglia, anche di costruzione, di tentativo di giocare palla, di tentativo di provarci e ci abbiamo provato finché abbiamo avuto delle forze fisiche e mentali, ci abbiamo provato e secondo me, magari sono di parte, io forse ai punti secondo me qualcosina, forse meritavamo qualcosa, ma poi il pareggio in realtà è un risultato giusto, insomma. In effetti le occasioni più importanti le avete avute due voi sicuramente alla fine del primo tempo, che avete proprio sfiorato il gol in maniera eclatante. Però a proposito di cambi, diciamo, oggi la squadra non ha potuto fare tutti i cambi che avrebbe potuto per una serie di infortuni. Ma in realtà secondo me non per quello, perché poi in realtà, nel senso sì, cioè qualche infortunio ce l'abbiamo, ma ce l'hanno tutte le squadre. E in realtà avevamo anche dei cambi in panchina, ma cambiare tanto per cambiare secondo me ha poco senso quando una squadra sta facendo bene, quindi oggettivamente non me la sono sentita di fare dei cambi, ma non perché non c'è qualcuno che può entrare che ci dà qualità, ma era un momento in cui stavamo facendo bene e avevo un po' paura a rompere degli equilibri e quindi siamo continuati in quella direzione lì, ma dobbiamo giocare un'altra partita fra 3 giorni e ci sarà bisogno di tutti quanti e questa è e deve essere la nostra forza. La partita infrasettimanale mette sempre un po' più di la squadra in crisi perché diciamo ci sono pochi giorni per recuperare, pochi giorni per allenarsi. Ma sì, ma è così per noi, è così per loro, è così per tutti, quindi voglio dire, le stesse difficoltà che possiamo incontrare noi nel recupero ce l'hanno anche loro, ce l'avranno anche domenica l'Ambrosiana, insomma, è così per tutti, non solo per noi, ma fisicamente stiamo bene, di testa stiamo bene, ce la stiamo giocando alla grande con tutti e quindi quella secondo me è la direzione giusta. Sicuramente, mister, in bocca al lupo per la prossima gara e ci risentiamo per la prossima intervista. Grazie, il 100% Montorio. Se fosse stato un ring di box, questa partita sarebbe stata vinta ai punti dal Montorio, però nel calcio vince chi mette una palla in più in rete e il risultato è di 0-0. Come hai vissuto questa gara? Sì, diciamo c'è un po' di rammarico per l'ottimo primo tempo che abbiamo fatto, soprattutto per le 2 o 3 occasioni da gol che abbiamo creato e che per un niente appunto la palla non è entrata. Poi comunque è venuta fuori anche l'Altavilla con tutta la sua qualità, che ha tantissima qualità in tantissimi giocatori. Abbiamo sofferto la squadra e è venuto fuori il classico pareggio, lo 0-0. Dalla tua grande esperienza, questa è un'altra avventura con una nuova squadra. Come è stato l'ambientamento qui a Montorio? Beh, benissimo, mi sto trovando benissimo, ho trovato un gruppo di ragazzi fantastico e poi come percorso in campionato abbiamo avuto un po' diciamo, di defiance all'inizio e adesso ci stiamo diciamo, dirigendo verso degli obiettivi importanti. Dobbiamo sempre tenere i piedi per terra perché comunque il campionato è lungo, però sognare non fa mai male, quindi ci siamo anche noi. Il modulo che vi porta ad essere in tre avanti o con il 4-3-3 o il 4-3-1-2 è un modulo che rispetta anche le tue capacità di giocare. Sì, il mister ha deciso questo modulo per dare un po' più di equilibrio alla squadra, quindi davanti a turno ci sacrifichiamo anche in fase difensiva, però alla fine abbiamo ampia libertà davanti e quindi sia io che Fiumicetti, che Vesentini, che lo stesso Dosso quando gioca, chi entra come Orlandi, qualsiasi giocatore che entra là davanti abbiamo appunto libertà e ci troviamo comunque bene.
D'accordo, allora in bocca al lupo per il proseguimento del campionato e 100% Montorio. Crepi e 100% Montorio. Risultato finale: Montorio FC 0, Unione La Rocca Altavilla 0. Bravi!